una notte di terrore, non è una esagerazione, a Genova, nel capoluogo ligure. Per avere un'idea di quello che è accaduto e sta accadendo, basta dare un'occhiata ai video e alle dirette, la diretta video del Corriere TV per esempio, piuttosto che l'ampia documentazione e l'aggiornamento in tempo reale che sta offrendo anche il quotidiano genovese sul suo sito online. Il Secolo XIX di Genova sta fornendo ovviamente aggiornamenti in tempo reale. È stata una vera e propria notte di terrore a Genova. Il comune ha fatto appello ai cittadini a non uscire di casa. In ginocchio, via 20 settembre, il Quadrilatero, un incubo che ha travolto vie, case e auto. Scrive il Corriere della Sera, giustamente, sembra di essere davanti a un terremoto. E il quotidiano di Genova, nei suoi aggiornamenti in tempo reale, dà conto anche del pericolo di stamani, perché si teme una seconda esondazione. La città si è svegliata nel fango, dolore e rabbia. Il sindaco Doria cerca di difendersi, dice che non è arrivato nessun segnale di allerta tra ieri e la notte. Proseguono le ricerche di eventuali vittime, finora un morto. Gravissima la situazione nelle zone di Brignole e di Marassi. In via 20 settembre i negozi invasi dall'acqua, chiuse totalmente al traffico alcune zone della città. A Montoggio, che è stato il primo punto colpito, 3 persone in salvo dalla furia dell'acqua, e dopo 15 ore di pioggia dal centro meteo dell'ARPAL un generico avviso. Anche l'associazione dei commercianti stavolta dice: documentate i danni, perché questa volta qualcuno deve pagare. Esondati Sturla, Scrivia, Bisagno e Ferreggiano. Il tutto è iniziato ieri alle 21:30. Il primo centro abitato della provincia di Genova a dover affrontare la bomba d'acqua è Montoggio. A Genova il Bisagno sta salendo a quell'ora di ieri sera, ma nel paese della Valle Scrivia era già piena emergenza. Il torrente Carpi era appena esondato. Poco dopo anche lo Scrivia ha sfondato gli argini. Una ondata di fango si è riversata nella cittadina Montoggio, travolgendo tutto quello che incontrava. Sono saltate le linee telefoniche, le macchine in sosta e in transito trascinate si sono accatastate le une sulle altre, diverse abitazioni allagate. Coloro che abitano al piano terra hanno cercato di scappare cercando rifugio da chi abitava più in alto. Dal capoluogo sono partiti i mezzi di soccorso, ambulanze e i veicoli dei vigili del fuoco. Intanto l'onda di piena dello Scrivia ha proseguito la sua corsa. Poco prima delle 10 lo Scrivia è esondato, poco prima delle 22 di ieri, lo Scrivia è esondato a Ronco con gli stessi effetti devastanti. Le strade della Valle Scrivia praticamente impercorribili, asfalto ricoperto di pietre, fango e arbusti, col timore che l'onda di piena potesse colpire Casella e Busalla. Alle 23:18 di ieri al Matitone iniziano ad arrivare notizie poco rassicuranti sul livello del Bisagno, soprattutto nella zona verso Brignole. Scatta la mobilitazione generale, ma l'acqua non perdona e non attende l'arrivo delle squadre di protezione civile e avanza implacabilmente. Alle 23:30 gli argini non tengono più, il fiume esonda all'altezza di Borgo Incrociati con violenza impressionante. I livelli dell'acqua tra le case si alzano di minuto in minuto, prima mezzo metro, poi 1 metro. In alcuni punti del quartiere si raggiungono anche i 2 metri. A mezzanotte il momento più tragico. I vigili del fuoco individuano il corpo di un uomo senza vita e subito ricevono telefonate allarmanti da un'altra zona di Marassi. È appena esondato anche il Ferreggiano con tutto il suo carico di ricordi, morte e devastazione dall'alluvione 2011. Anche il Rio Torbido a Struppa presenta il suo conto. Il volto di questa parte della città non si riconosce letteralmente più. Sulle strade allagate si fanno largo i mezzi della protezione civile, ambulanze, veicoli dei pompieri. Si sentono sirene ovunque. Gli abitanti affacciati alle finestre, increduli e spaventati. All'1:30 di stanotte anche lo Sturla rompe gli argini. Si ripetono, come in un film, le scene di distruzione già viste nel 2011. Il copione, scrive il Secolo XIX, è sempre lo stesso: errore, orrore e dolore. Alle 5:45 di stamani, dopo il Bisagno, esonda anche il Rio Ferreggiano, trascinando via alcune auto parcheggiate, cartelli stradali e allagando la zona dietro lo stadio di calcio Ferraris. La protezione civile gira per la zona alluvionata con sirene e altoparlanti, invitando i cittadini a non uscire di casa e a salire ai piani alti. C'è una documentazione impressionante, un video sul sito del Secolo XIX di Genova, sul sito internet, della violenza dell'acqua in Corso Torino. Alle 6 la città si sveglia completamente nel fango, blackout in varie parti di Genova. 10 minuti dopo le scuole di ogni ordine e grado e l'università
vengono chiuse a Genova, chiuse anche ad Avegno, Casella, Roncoscrivia, Montoggio, Savignone, Torriglia, Bogliasco, Sori e Pieve Ligure. Si allagano anche i negozi in via 20 settembre, poco più in là alle 6:20 la chiusura totale del traffico nelle zone della Foce, di Brignole, di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi. Alle 6:20 le persone che intendono prestare la loro opera nelle zone colpite cominciano a rivolgersi ai municipi di Bassa Valbisagno in piazza Manzoni 1, Media, Valbisagno, piazza dell'Olmo 3, Centro-Est, via Garibaldi 9, Palazzo Galliera, Medio Levante, via Mascherpa 34, Rosso Levante, via Pinasco 7. Riprende a piovere stamani alle 6:30, pochi minuti dopo, per disposizione del Centro Operativo di Protezione Civile, i mercati all'aperto sono sospesi in tutta la città per non arrecare intralcio alle squadre di intervento e perché non può escludersi il ripetersi di piogge di notevole intensità. Proseguono da parte di carabinieri, polizie e vigili del fuoco nelle prime ore di stamani le ricerche di eventuali vittime nelle carcasse di auto che la furia del Bisagno ha accatastato a Borgo Incrociati, dietro la stazione di Brignole, dove la scorsa notte è stato rinvenuto il cadavere, questa notte, di un uomo di 57 anni, un genovese residente nello stesso quartiere. E per tutta la notte le forze dell'ordine hanno effettuato anche servizio di antisciacallaggio, visto che la città è stata colpita quasi interamente da blackout. Un altro firmato impressionante è la notte di terrore in via Canevari. È attesa entro la mattinata un'ulteriore ondata di piena del Bisagno, il torrente che continua a essere alimentato sia dai torrenti a monte che dalla pioggia che continua a cadere incessante. Nella notte era già stato evacuato il quartiere di Borgo Incrociati e non vengono esclusi ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza. Viene poi disposta anche dalle autorità competenti la chiusura del casello di Genova Est dell'autostrada A12, dopo che durante la notte erano stati chiusi i caselli di Genova Nervi e Genova Ovest. Le condizioni meteo sono peggiorate nella mattinata e non accenna a smettere di piovere, tanto che la viabilità di alcune zone della città non colpite direttamente dall'esondazione del Bisagno è stata interdetta. Anche l'AMT, l'azienda dei trasporti, ha dato informazione ai cittadini di limitazioni nel traffico. Il sindaco di Genova, Marco Dori, ha preso la parola alle 8 di stamani e è intervenuto in diretta su Primo Canale pochi minuti dopo la conclusione della riunione operativa al Matitone di Genova. Stiamo parlando di una giornata in cui l'allerta non ci è stato dato, ha denunciato il sindaco. Una nuova perturbazione proveniente dal mare è prevista sulla città di Genova e potrebbe colpire la zona del Bisagno. La Protezione Civile conferma che al momento è stata individuata e recuperata soltanto una vittima in mattinata. Tra Savona e le Cinque Terre, situazione estremamente critica è l'aggiornamento dell'ARPAL, l'Agenzia Regionale Ligure per l'Ambiente. Le perturbazioni, prevede l'ARPAL in mattinata, poche ore fa, 2 ore fa, potrebbero tornare a colpire con grande intensità la città fino al primo pomeriggio di oggi. Secondo i dati a disposizione, dice l'ARPAL, stanno nascendo celle temporalesche in mare che si avvicinano alla costa. Al momento si può dire che non ci sarà alcuna esondazione del Bisagno, ha detto stamani l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, l'ARPAL. Alluvionati anche in via Calcapere a Sturla, gli stessi locali dove nel 92 morirono 3 persone. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti, che durante l'alluvione si trovava nella sua abitazione genovese, è in contatto col prefetto per monitorare la situazione. Nella notte una quindicina di persone sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Galliera per fratture da cadute, malori e attacchi di cuore. In mattinata, sempre stamani, è stata chiusa anche la sede del Consiglio regionale della Liguria, nella centrale via Fieschi. È uno degli effetti dell'alluvione in città, i piani bassi sono allagati e gli ascensori sono in tilt, ha fatto sapere la regione. Sopralluogo del presidente della Camera di Commercio, sempre stamani, Paolo Odone, poco prima delle 9 in Borgo Incrociati, per constatare i danni alle attività commerciali. Ho sentito i miei colleghi, ha detto il presidente della Camera di Commercio genovese, e al tavolo della piccola e media industria al più presto saremo tutti insieme per individuare le soluzioni per le imprese colpite dalla tragedia. 250 gli interventi effettuati fino alle 9:30 di stamani, alle 9:30 l'aggiornamento di stamani dai vigili del fuoco, dalla serata di ieri a Genova, soprattutto per soccorsi a persone, allagamenti, alberi abbattuti e piccole frane. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato anche con l'ausilio di ruspe per cercare di ripristinare dove possibile la viabilità. Durante la notte i sommozzatori
Finora hanno recuperato appunto il corpo di un uomo senza vita e la vittima finora accertata, salvando una seconda persona. La procura di Genova ha fatto sapere, sempre nella mattinata di stamani, che aprirà un fascicolo di reato ipotizzando il reato di omicidio colposo per la morte del 57enne travolto dalla piena del torrente Bisagno. Ed è nuovamente esondato in mattinata anche il Caderissi a Molassana, inondando via Bernardini, esattamente come è successo ieri. Gli abitanti esasperati hanno occupato la sede del municipio Media Valbisagno in piazza dell'Olmo. Per tutta la mattinata la pioggia ha continuato a non dare tregua a Genova, ancora precipitazioni temporalesche fino intorno alle ore 10 di stamani con tuoni e fulmini. La zona più critica sempre la Val Bisagno. Continuano gli appelli a non uscire di casa, attivo il numero verde per le emergenze della protezione civile. Il numero verde è l'800 177 797, ripeto 800 177 797 per le emergenze a Genova. La circolazione ferroviaria a Genova invece è regolare, così come il servizio in tutte le stazioni cittadine, incluse quelle di Brignole, che è una delle zone più colpite in nottata. E dopo le scuole chiuse a Genova e in vari comuni della provincia, nel capoluogo la protezione civile ha deciso di chiudere anche parchi e cimiteri. Resteranno aperti solo per accogliere le salme. Intanto il comune ha deciso di spostare tutte le auto coinvolte nell'alluvione in piazzale Kennedy nei pressi della fiera, le targhe fotografate e pubblicate sul sito della Polizia Municipale www.pmgenova, tutto attaccato, pmgenova.it. E alle 10:15 l'allerta meteo per l'alluvione di Genova è stato detto dall'assessore regionale alla protezione civile Raffaella Paita, non è stata data perché le valutazioni dell'ARPA basate sui modelli matematici non hanno segnalato l'allarme. Siamo in piena emergenza, ha detto l'assessore regionale alla protezione civile, tutti gli apparati e le procedure sono attivate, il fenomeno resta molto intenso sul capoluogo, nasce sul mare, colpisce la città. La città dunque che si è svegliata, racconta ancora il Secolo XIX di Genova nella sua edizione online aggiornata in tempo reale. Una città che si è svegliata di nuovo sconfitta dalla pioggia e coperta dal fango. Ancora una volta una nottata di precipitazioni che si trasforma in alluvione e ancora una volta una vittima. Stavolta non c'è stato nemmeno l'allerta. Il sindaco Doria si difende, l'ARPAL ha lanciato, l'Agenzia regionale per l'ambiente ha lanciato un generico avviso alle 23:20 di ieri sera, dopo 15 ore che la città era sotto la pioggia, ma gli abitanti delle zone colpite, che sono sempre le stesse, sono scioccati ma anche arrabbiati, scrive il quotidiano genovese. Il maltempo oltretutto non accenna ad allontanarsi, è ripreso a piovere, l'acqua non ha lasciato tempo di fare nulla, una tragedia consumatasi nel giro di pochi minuti. D'altra parte la protezione civile non aveva dato allerta e dopo i temporali della mattina i più pensavano che il peggio fosse passato. L'ondata di piena del Bisagno, invece, gonfiato all'inverosimile dalle piogge della serata, ha travolto gli argini alle 23:30 all'altezza del ponte di Sant'Agata ieri sera. Chi ha potuto si è messo in salvo, ma a mezzanotte è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire. I vigili del fuoco avevano appena trovato una vittima annegata nel sottopasso tra Brignole e Borgo Incrociati, l'epilogo di una notte shock. Per tutta la notte sono proseguite ricerche da parte di carabinieri, polizie e vigili del fuoco di eventuali vittime nelle carcasse delle auto che la furia del Bisagno ha accatastato a Borgo Incrociati, dietro la stazione di Brignole. Questo l'aggiornamento, ma naturalmente se ci sono altre notizie noi teniamo in primo piano il Secolo XIX di Genova, che ospita anche una piccola nota di Matteo Indice, uno dei giornalisti del quotidiano genovese, sulla questione degli allarmi. A guardare 3 anni dopo questo film sembra di rivivere una replica troppo trita e dolorosa perché sia vera. Eppure a fissare l'SMS lanciato ieri alle 23:20 dalla Protezione Civile del Comune di Genova si sgranano gli occhi. C'è scritto: prestare massima attenzione in area Valbisagno, forti precipitazioni e possibili esondazioni. Erano soltanto 15 ore, solo si fa per dire, che i nubifragi con intensità altalenante stavano flagellando la città. Eppure, nonostante questo, da un giorno intero il sito internet del centro meteo ARPAL, l'agenzia ambientale della regione, che dovrebbe fare da faro con le sue previsioni, riportava sempre e solo il simbolo
dell'avviso, che è il livello minimo di attenzione, lontano da quegli allerta 1 o 2 che i genovesi, loro malgrado, hanno imparato a conoscere, e che, quelli sì, dicono chiaro alla gente che c'è il rischio di esondazioni improvvise, di acque che scavalcano i ponti, di fiumi di fango e di melma che può uccidere. Niente di tutto ciò era stato ufficialmente previsto dai previsori dell'Agenzia Ambientale della Regione, da coloro che danno l'input cruciale alle scelte della Protezione Civile. Alle 23:20 è tardi, tardissimo, e la maledizione di Genova si materializza ancora. Probabilmente sta uccidendo o ha già ucciso in quel momento l'uomo di circa 50 anni, a notte fonda non si può ancora sapere di chi si tratta, si appurerà poi un 57enne che si trovava a passare in via Canevari, trasformata in un mare di fango e di detriti. L'ennesima esondazione del torrente Bisagno, emergenza nazionale da mezzo millennio, scrive il secolo XIX di Genova. C'è un tappo nel punto in cui l'acqua esce dagli argini, bisognerebbe allargare la portata sottoterra, ma i lavori, assegnati rigorosamente a pezzi, si impantanano regolarmente nella penuria di fondi e nei ricorsi e controricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, al TAR. A quello si penserà. Ora bisogna chiederci soprattutto: è stato sufficiente ciò che la stessa Protezione Civile ha raccontato ai genovesi per l'intera giornata? È stato un temporale che definiscono autorigenerante, deflagrato soltanto a ridosso della notte, o si poteva e ci si doveva allarmare prima? Di nuovo, dunque, c'è qualcosa che non torna nella maledizione di Genova. C'è un passaggio, sottolinea ancora il secolo XIX, che deve far pensare nelle parole che ieri sera, quando sta per scoccare la mezzanotte, pronuncia Monica Bocchiardo, nuova responsabile della macchina dell'emergenza a Palazzo Tursi, dopo il repulisti voluto dal sindaco Marco Doria a seguito del fallimento del 4 novembre 2011. Tecnicamente, dice la responsabile della macchina dell'emergenza del comune di Genova a una giornalista, tecnicamente non siamo ancora in situazione di allerta, e invece tecnicamente c'era forse già un morto. Alle 2 della notte il presidente del municipio Bassa Valbisagno, la circoscrizione dove l'uomo ha perso la vita, è fuori di sé. Abbiamo speso soldi per rendere i bidoni della spazzatura ancorabili, siamo in grado di sgombrare 130 persone in poco tempo, possiamo organizzare monitoraggi di rivi e torrenti in pochi minuti, ma il motore si accende se c'è uno stato di allerta. Bastava quello, dichiarare il maledetto stato di allerta. 1, 2, 3. Bene, teniamo d'occhio naturalmente, teniamo sotto osservazione le eventuali notizie che arrivano da Genova, cerchiamo anche nel frattempo di collegarci con Edoardo Rixi, che è capogruppo per la Lega in Comune e che ci può dare magari qualche notizia in più. Intanto, tra gli argomenti di oggi, argomenti di politica interna relativi in primo luogo alla questione dell'accoglienza dei profughi. C'è un focus, per così dire, un doppio reportage oggi del giornale in relazione a un altro pericolo, uno spettro del virus Ebola, a proposito di accoglienza. Una questione già denunciata dalle forze di polizia da tempo, cioè il fatto che non ci fosse alcuna sicurezza circa la possibilità di contrarre dei virus che vanno dalla tubercolosi all'Ebola nel contatto con chi arriva attraverso l'operazione Mare Nostrum, a maggior ragione, visto che non ci sono controlli sanitari particolari per chi arriva. La questione era stata sollevata dalla polizia, dalle forze di polizia addette alla accoglienza, diciamo così,
e dall'altra parte viene oggi rilanciata dal giornale con un doppio reportage, uno da Milano e uno dalla Sicilia, dalle coste dove sbarcano le navi. Da Milano il resoconto è di questo tenore: medici mandati allo sbaraglio che visitano i profughi in tenda, quelli che vogliono peraltro volontariamente mettersi a disposizione dei sanitari. I camici bianchi operano nella stazione centrale di Milano e hanno scritto anche al Ministero senza avere alcuna risposta. Una lettera al Ministero della Salute, una lettera al prefetto e alla ASL Lombarda per denunciare le condizioni che definiscono indecorose in cui si trovano a operare. L'hanno scritta i medici volontari che prestano assistenza sanitaria in stazione centrale a Milano. Nessuno si è degnato non solo di far qualcosa, ma addirittura di rispondere, scrive oggi il giornale. Nella tensostruttura che è stata allestita all'ingresso della stazione centrale per visitare e prestare i primi soccorsi ai 38.000 profughi transitati da Milano dal 18 ottobre 2013, le condizioni di lavoro sono incompatibili con uno studio ambulatoriale medico. I pazienti vengono visitati sopra un lettino da campo senza strumentazione né personale infermieristico. Intanto facciamo un piccolo focus di aggiornamento, è stato fatto anche circa un'ora fa, naturalmente qui a Radio Padania, da Edoardo Rixi, che abbiamo di nuovo con noi. Buongiorno Edoardo. Buongiorno. Allora, abbiamo letto prima gli aggiornamenti di cronaca spicciola, dici un po' se è cambiato qualcosa e se ci sono altre notizie per ciò che è accaduto e sta accadendo a Genova. Le immagini che vediamo da qui da Milano sono terrificanti. Sì, il problema è che continua a piovere e continuano a venire delle forti ondate di acqua che durano circa 20-25 minuti per poi interrompersi 10 minuti, non consentono ai torrenti di diminuire la loro portata e sostanzialmente si teme una nuova esondazione del Bidesagno nella giornata di oggi. Per quanto riguarda, Edoardo, la questione dell'allerta, io ho letto prima una dichiarazione di un sindaco di un municipio che dice: qui eravamo pronti, però è mancato l'allerta. L'allerta non è stata data. Ora qua c'è di nuovo come la volta scorsa, purtroppo, perché qua la storia si ripete, sembra di vivere sempre le stesse cose. In realtà ancora una volta non è stata data l'allerta, ancora una volta non si capisce se la responsabilità di ARPA, l'agenzia regionale, che diciamo non sta mostrando sicuramente in molte occasioni una grande efficienza, oppure della macchina comunale che ancora una volta ha tardato a mettersi in moto. Comunque sta che ieri sera ancora chi chiamava e chi andava sui siti istituzionali vedeva che non c'era nessun tipo d'allarme e sostanzialmente cittadini sono stati, come posso dire, tranquillizzati sul fatto che non sarebbe successo nulla, tanto vero che gli stessi commercianti che oggi sono andati a trovare in delle condizioni veramente incredibili, sembrava di essere in altre latitudini del mondo, e questi che hanno avuto già 2 alluvioni sulle spalle e questa è la terza, hanno vissuto esattamente le stesse cose, erano tutti pronti, avevano già sistemato anche i pannelli per in caso di alluvione essere tutti pronti, ma non è stato dato nessun tipo d'allarme, quindi le persone se ne sono accorte. Che poi, Edoardo, è quello che ne abbiamo dato conto prima, sono le parole anche del presidente del municipio Bassa Valbisagno, il quale appunto dice: abbiamo speso soldi per rendere i bidoni della spazzatura ancorabili, siamo in grado di sgombrare 130 persone rapidamente, possiamo organizzare i monitoraggi dei rivi e dei torrenti, ma bisogna che ci sia lo stato d'allerta. Bastava dichiarare quel maledetto stato d'allerta, che non è stato dato. Io dico, si ripetono le cose, no? Io l'unica cosa che constato in questa città è che non succede mai niente, nel senso che continuano gli stessi a fare le stesse cose, chi è all'interno delle istituzioni sono sempre le stesse persone, non vengono rimossi dirigenti che erano nelle situazioni precedenti, per cui io veramente stiamo vivendo un loop e mi auguro che perlomeno questa volta non venga rimesso il Presidente della Regione come commissario straordinario di governo, perché ha dimostrato ben 2 volte di non essere capace neanche a distribuire le risorse sul territorio, perché io oggi ho parlato con persone che non hanno mai ricevuto neanche i soldi delle alluvioni precedenti e questa volta sono sull'astrico e non sanno neanche se riaprire l'attività. Quindi siamo in una situazione incredibile, mi auguro insomma
che anche a livello nazionale si apra un focus su Genova, che non vuol dire solo dare lo stato di calamità, che è sacrosanto, ma anche poi vedere dove vanno queste risorse, perché se noi diamo, come è successo in passato, le risorse in mano a persone che non le sanno gestire o che vengono date con gare d'appalto tramite la finanziaria regionale, con dei bandi in cui chi ha subito i danni di fatto non può partecipare, è inutile dare delle risorse, cioè bisogna cambiare metodo, se una legge è sbagliata la si cambia. Quindi c'è una forte rabbia e devo dire un'incapacità da parte dell'amministrazione attuale, che nei 2 anni e mezzo di questo mandato di fatto ha lasciato la situazione identica a prima, e poi buona pace anche dei presidenti dei vari municipi con cui, come posso dire, sono sicuramente solidale, ma forse dovrebbero chiedere anche al loro partito se la smette un po' di occuparsi di altre robe e pensa un po' finalmente anche a occuparsi dei cittadini. Ecco Edoardo, tu sei stato molto chiaro, è questione diciamo di mala gestione come quella che ci hai appena descritto, o è anche questione, sono ambiti anche diversi, perché tu dicevi prima c'è gente che non ha ancora ricevuto i danni, no? Che non ha ancora visto i soldi per i danni ricevuti, ma dall'altra parte sono state stanziate risorse sufficienti per mettere in sicurezza la situazione, e quante ce ne vorrebbero? Insomma, è solo mala gestione, che è già una cosa grossa, come ci hai raccontato bene tu prima, o mancano anche programmazione, risorse, esperti? Diciamo che allora ci sono una serie di concause, no? Sicuramente anche il fatto che la magistratura ha bloccato alcuni progetti che sono sotto indagine sicuramente non aiuta, però il problema è anche uno che, come posso dire, un'amministrazione deve trovare poi delle soluzioni percorribili. Le risorse sono importanti, ma come posso dire, si può anche supplire in certe situazioni col volontariato. Cioè, io credo che anche gli operatori del commercio, se gli si dessero degli incentivi per rimanere in certe zone, magari si abolissero alcune imposte comunali nelle aree esondabili, piuttosto che altre situazioni, magari si utilizzassero quelle risorse per far dell'altro, si potrebbero trovare. Il problema qui è che i fondi che arrivano per le alluvioni vengono spesso utilizzati in maniera propria, finiscono in tasca a persone che ne hanno assolutamente bisogno, mentre a chi, come posso dire, ha subito veramente i danni gli vengono fatte delle richieste insensate, tipo che devono rifare prima l'investimento e ripristinare tutto quello che c'era prima, e solo dopo possono partecipare a un bando sulla distribuzione delle risorse. Ci sono state persone che hanno reinvestito centinaia di migliaia di euro e non si sono trovati poi nulla in tasca, e oggi non sono più in grado di farlo. Quindi questi sono i problemi anche di carattere legislativo nazionale, ma credo anche, come posso dire, sicuramente la macchina regionale e la macchina comunale ha dimostrato di non essere in grado, così come è strutturata, di riuscire a dare delle risposte. Edoardo, io ti ringrazio, sei stato molto chiaro. Se ci sono altre novità o notizie, magari ti chiamiamo prima di mezzogiorno, prima delle 12. Grazie intanto a Edoardo Rixi da Genova, consigliere regionale della Lega Nord. Grazie Edoardo. Ci risentiamo prima di chiudere. Intanto torniamo all'altro argomento, perché tra gli argomenti del giorno c'è lo spettro del virus Ebola, come qualche giornale titola oggi, e dicevamo il giornale fa un doppio servizio, un doppio reportage, uno da Milano, l'altro dalle coste dove approdano i barconi. Da Milano la situazione è questa, e non è delle migliori. In stazione centrale, dove sono transitati 38.000 profughi dal 18 ottobre dell'anno scorso, il compleanno di Mare Nostrum è il prossimo 18 ottobre, con la manifestazione prevista e indetta e organizzata dalla Lega Nord, come sapete, per i pullman 0266 234 234. In ogni caso, da un anno a questa parte 38.000 persone sono transitate da Milano. In stazione centrale innanzitutto, dove c'è un presidio di medici volontari per l'assistenza sanitaria, medici volontari perché non c'è, come ci hanno spiegato i poliziotti che lavorano all'operazione Mare Nostrum e alle sue conseguenze, non c'è alcuna forma di controllo sanitario da parte dello Stato italiano. I medici volontari peraltro hanno scritto
al Ministero della Salute, al prefetto e alla ASL Lombardia per denunciare le condizioni indecorose, le definiscono, nelle quali operano. Non c'è stata risposta, racconta il giornale. Nella tenso struttura all'ingresso della stazione centrale, che dovrebbe visitare e prestare i soccorsi su base volontaria a 38.000 persone in tutto che in un anno sono arrivate a Milano, le condizioni di lavoro sono incompatibili con quelle di un normale studio medico ambulatoriale. I pazienti visitati su un lettino da campo, senza strumentazione né personale infermieristico, c'è soltanto una tenda e un lettino, non c'è uno stetoscopio, un disinfettante e una siringa. Alcuni dottori si portano la strumentazione da casa, ma non basta. Il presidente dell'Ordine dei Medici della Lombardia, Roberto Rossi, ha detto che questo non deve accadere. Non deve accadere nella Grande Milano che i medici si trovino a visitare chiunque sopra un lettino da campo, manco fossimo sotto i bombardamenti. Le visite vanno fatte in ambiente medico sicuro, di qualità e controllato, con strumentazione adeguata e personale. Non si può andare avanti così, dice il presidente dell'Ordine Medici della Lombardia. Alcuni medici che appunto prestano servizio volontario si sono lamentati del presidio da campo allestito in stazione centrale. Hanno scritto alle istituzioni senza avere risposta, come dicevamo. Dottori e pediatri lombardi hanno invece risposto subito all'appello lanciato dal Comune di Milano. Servono volontari per visitare i profughi. Unica richiesta, avere uno spazio chiuso e coperto per visitare i bambini. Cioè basta camper, hanno detto i pediatri, non visiteremo i bimbi sui gradini della stazione. Abbiamo già coperto i turni di ottobre e novembre, siamo molto soddisfatti della risposta degli iscritti, dice il presidente della Società di Pediatria Lombarda Gian Vincenzo Zuccotti. Al sindacato UGL Polizia di Stato, per quanto riguarda invece il capitolo delle malattie contagiose possibili, si trincerano nel sarcasmo. Per non farci ammalare, risponde l'UGL a questa domanda sulle malattie contagiose, per non farci ammalare si dispongono delle circolari esplicative con tanto di diapositive. Nelle diapositive fanno bella mostra mascherine, guanti in lattice e tute di protezione. Non le abbiamo mai viste, almeno qui a Milano, se non in diapositiva. Le belle immagini mostrano una polizia sempre pronta a far vedere che tutto funziona ed è sempre tutto programmato alla perfezione. La realtà, quando si diffondono notizie di malattie contagiose dall'Africa o viene accertato un pregresso contatto col microorganismo, il neodirettore della nostra direzione centrale di sanità precisa che può essere avvenuto anche molti anni fa. Vale a dire, sei malato, ma chissà quando è successo. Cornuto e mazziato, dicono dall'UGL Polizia. Dal SAP, Sindacato Autonomo di Polizia di Milano, per bocca del segretario provinciale aggiunto Davide Ferrari, si ascolta invece una esperienza che fa pensare. Racconta Ferrari, alla Pol Aria di Linate esistono 5 squadre DSA, che sta per dispositivo di sicurezza aeroportuale, composte da minimo 3 colleghi e addette alla vigilanza nei saloni dove arrivano e si fermano anche gli stranieri. Sono poliziotti formati ad Abbasanta, in Sardegna, dove hanno seguito corsi antiterrorismo per gestire situazioni critiche, ma a Linate la polizia è sotto organico, da 2 anni non arriva personale, così capita spesso che qualcuno venga staccato dalla squadra di sicurezza per fare il tappabuchi altrove. Qualche giorno fa abbiamo notato un senegalese corpulento che tremava come se avesse la febbre, prosegue Ferrari del SAP di Milano, Sindacato Autonomo di Polizia. Quando si è messo a infastidire un altro passeggero, non sapevamo come intervenire, avevamo paura, non abbiamo sfollagenti, spray urticanti, mascherine adatte, guanti e occhiali. E se avesse avuto l'Ebola, che si trasmette con saliva e sangue ma anche oralmente? Alla fine lo straniero ha rotto una costola a un collega che ne avrà per 30 giorni, è stato arrestato e stava per essere giudicato per direttissima, ma in 48 ore non è stato trovato un interprete. Così l'udienza è stata spostata a dicembre. Il senegalese lo hanno lasciato andare e, sperando che non abbia contratto alcuna malattia, i colleghi, intervenuti in fretta senza portarsi dietro le radio, dovranno pagarsi da soli le spese sanitarie e potrebbero essere sottoposti a un provvedimento disciplinare. Un centinaio di mascherine, intanto, quelle adatte, non le fascette verdi da chirurgo, conclude Davide Ferrari del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia di Milano. Un centinaio di mascherine, quelle giuste, quelle adatte, ce le ha regalate un farmacista amico. Ho visto la fattura, ha speso 500 euro,
le distribuiamo ai colleghi noi del SAP. Il farmacista è stato generoso, ma le maschere sono insufficienti. Cosa fa la nostra direzione centrale di sanità del Ministero dell'Interno? Si domanda il poliziotto del Sindacato Autonomo di Polizia, il SAP di Milano. L'altro reportage del giornale invece ci porta da Milano sulle coste dove arrivano i barconi. Altro che quarantena o esami. Sui barconi non c'è alcun controllo. I dottori salgono a bordo, valutano con una semplice occhiata lo stato di salute dei disperati. Il medico sale a bordo sul barcone stracolmo, scruta le facce stremate, valuta in pochi secondi a occhio lo stato di salute. Insomma, l'Italia anti-Ebola funziona così. A occhio, scrive il giornale. L'unica fortuna, si fa per dire, è la rapidità con cui si manifesta la malattia. 10, 12, 15 giorni, massimo 3 settimane. I migranti che premono alle porte dell'Italia dovrebbero ammalarsi prima di sbarcare, perché i viaggi della speranza durano spesso settimane o mesi, ma il calcolo è teorico. Oggi il solo filtro è l'occhio del medico. Non esiste una cintura sanitaria, dice Gianni Tonelli, poliziotto, sindacalista del SAP, lo abbiamo sentito qualche settimana fa. Non esiste cintura sanitaria e questo vale per la tubercolosi, per la poliomielite e naturalmente anche per Ebola. La diagnosi veloce, se non tempestiva, si gioca in una sorta di esame collettivo, ad occhio, appunto. Quando un barcone entra nei nostri porti, dice Tonelli, che a giugno si è fatto un giro in loco, in Sicilia in particolare, quando un barcone entra in porto, un medico sale a bordo e dà un'occhiata ai clandestini. Insomma, la visita si basa su uno sguardo. In questo momento, insiste Tonelli, sui migranti non si fa alcun tipo di esame strumentale o di minimo approfondimento, niente controlli del sangue o delle urine per intenderci. Chi vuole poi, su base volontaria, a terra con calma, va a farsi vedere dai medici di emergency presenti nelle strutture di accoglienza. Si va avanti, insomma, all'italiana fra un arrivo e l'altro. Il ministro della Salute Lorenzin ha anche cercato di tranquillizzare l'opinione pubblica. Ha detto la ministra Lorenzin: abbiamo avuto modo di effettuare 80.000 controlli nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, controlli fatti a bordo delle navi e a terra, e perciò è altamente improbabile che siano entrati in Italia migranti affetti da Ebola. Bisogna capire però cosa vuol dire controlli, se i controlli sono quelli illustrati da Tonelli, il segretario del SAP, a occhio. Qua ad Augusta, dice al giornale oggi un agente di polizia in prima linea, ad Augusta in Sicilia, fra sabato e domenica sono arrivati 4 barconi. Le garantisco che con i clandestini può sbarcare l'HIV, la tubercolosi, Ebola e qualunque altra malattia. È tutto nelle mani di un medico che si aggira fra centinaia di disperati. Poi certo ci sono i centri di prima accoglienza. Chi vuole però o non sta bene può farsi vedere. Qualcuno lo fa, ma in generale caos e approssimazione la fanno da padroni. Individuiamo i casi di scabbia perché si notano quasi a prima vista e se uno sta male lo portiamo in ospedale. Tutto qua, racconta il poliziotto da Augusta in Sicilia. Al peggio però non c'è limite. Buona parte dei clandestini, dice un altro agente, sparisce letteralmente nel nulla, altro che screening o prevenzione o quarantena. Questi signori se ne vanno senza nemmeno essere fotosegnalati. E qui la tragedia diventa una commedia all'italiana, scrive il giornale. Nei giorni scorsi l'Europa ha criticato la politica del governo italiano. I migranti vengono salvati in mezzo al mare, ma poi li si lascia andare via senza prendere le impronte digitali. Il cerino passa di mano, insomma, ad altri paesi, soprattutto per quel che riguarda eritrei e siriani. L'Europa scopre le richieste d'asilo di eritrei e siriani non a Lampedusa o Pozzallo, ma a Stoccolma, Londra, Oslo. Dopo le critiche dell'Europa, il Ministero dell'Interno ha inviato una circolare in cui imponeva la fotosegnalazione dei migranti, che è il minimo. Ma qua, dice dalla Sicilia un altro agente di polizia, non è cambiato nulla. Io vado nei centri, le assicuro che è difficile prendere le generalità di un fantasma. Quanti sono quelli che se ne vanno? Le stime qui sono diverse, quelli che cioè arrivano e poi vogliono andare altrove. C'è chi parla di un 60-70%, altri invece dicono che se ne vanno soltanto il 30% di quelli che arrivano. La sostanza è che ci sono comunque decine di migliaia di persone a spasso fra Italia e Europa, di cui non si sa
Nemmeno il nome, scrive il giornale, sulla base delle testimonianze dei poliziotti. Figurarsi se si sanno i precedenti penali, le patologie o le infezioni. Il ministro Lorenzin dà i numeri, quelli ufficiali, i poliziotti incrociano le dita, scrive il giornale, che dedica 2 articoli a pagina 2 e a pagina 3 a questa questione sulle nostre coste a Milano e la questione appunto anche dei controlli sanitari per chi arriva in Italia. La London Symphony Orchestra. A proposito di contagi, Repubblica intervista oggi Massimo Galli, che dirige il reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, uno dei 2 centri di riferimento italiani insieme all'ospedale Spallanzani di Roma, anche per la cura di eventuali casi del virus Ebola in Italia. Ebola e l'HIV è stato il paragone che ha fatto Thomas Frieden, direttore del Centro per il controllo e prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, che ha parlato di Ebola come il prossimo AIDS. La questione non convince, il paragone non convince il dottor Galli dell'ospedale Sacco di Milano. L'unica similitudine fra le 2 malattie è che sono nate tutte e 2 nella foresta africana. Le similitudini finiscono qui, dice il dottor Galli, che si occupa di HIV, di AIDS da 30 anni ed è nella Commissione Nazionale AIDS, oltre a dirigere le malattie infettive al Sacco di Milano. L'unica somiglianza appunto fra le 2 malattie che arrivano dalla foresta africana, l'AIDS negli anni 20-30, l'Ebola più di recente. Stop, le somiglianze finiscono qui. Il virus dell'HIV, spiega il dottor Galli, per fare milioni di morti ci ha messo decenni. Ebola invece, se lasciato libero di agire, ucciderebbe altrettante persone in molto molto meno tempo. Il mondo deve lavorare adesso per fermare il virus meglio di come si è fatto fino ad ora. L'AIDS è subdola, si rivela come grave e mortale soltanto dopo anni di infezione.
Ebola è esattamente l'opposto, è uscita dalla foresta all'improvviso e ha dato subito casi mortali. Ricordo che fino a quest'ultima epidemia i casi erano stati in tutto 1400, adesso ne abbiamo avuti 8000, dice il dottor Galli. Con anni di lavoro sono state messe insieme cure importanti contro l'AIDS. Per Ebola abbiamo adesso solo una flebile speranza di avere qualcosa che funzioni e chissà quando sarà disponibile. Proprio per i pochi casi che si erano visti finora, nessuno aveva fatto realmente sperimentazione per trovare un medicinale contro l'Ebola. Lo aveva fatto l'esercito americano perché negli Stati Uniti temevano che qualcuno volesse usare il virus come arma biologica. Ebola fa paura, conclude il dottor Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano. Fa paura perché si attacca a tutti, uomini, donne e bambini, e perché è rapidissima nello svilupparsi e uccide in un caso su 2. Poi colpisce chi ha avuto contatti con i malati, addirittura anche coloro che piangono i propri morti. Si tratta di aspetti inquietanti, dice il dottor Galli. L'AIDS è un'epidemia terribile ancora non completamente controllata. C'è una sensazione però di tranquillità sull'AIDS che deriva dal fatto che molti ritengono ci sia una cura definitiva. Non è così, puntualizza Galli, anche in tema di AIDS. E infatti assistiamo a un'ignoranza di ritorno anche sull'AIDS che fa sì che restino infettati anche molti giovani. Allora, Mare Nostrum e questioni sanitarie, Mare Nostrum e questioni di precedenti penali, di chi si accoglie e chi arriva sulle nostre coste e via dicendo. Sono due questioni entrambe sollevate con una certa efficacia esclusivamente dalla polizia per il momento dal punto di vista istituzionale. Per quanto concerne invece l'altro fenomeno, poi anche qui bisogna capirsi sull'estensione del fenomeno, ci sono solo stime
è inutile, diciamo, magari per alcuni far balenare il profilo del diavolo quando il diavolo ha dimensioni molto più ridotte. Su questo possiamo discutere all'infinito, però sta di fatto che c'è anche un altro fenomeno, poi sulle cui entità e dimensioni è lecito discutere, perché i dati sono difficili anche da avere in maniera certa, e il fenomeno però è quello delle persone indottrinate che a volte partono, islamicamente parlando indottrinate, per raggiungere i fronti di guerra, Iraq e Siria, e a volte rimangono qui, a volte poi anche ritornano da là. E questo costituisce il fenomeno dei cosiddetti foreign fighters, foreign, stranieri, nelle terre in cui si combatte, cioè Iraq e Siria, ma perfettamente residenti o cittadini addirittura dei paesi da cui partono, cioè i paesi europei e occidentali. In Francia è uscito un libro, ne dà conto oggi il quotidiano Libero, a pagina 11, è uscito un libro scritto da un'antropologa, Dunia Buzar, fondatrice del Centro di Prevenzione contro le derive settarie legate all'Islam. In questo libro sono racchiuse le storie di 100 giovani francesi che in pratica sono stati indottrinati all'odio verso l'Occidente, reclutati dai jihadisti anche tramite i social network. Una di queste storie è raccontata oggi da Libero e riguarda Rachel e sua figlia Yael. Sono ebrei, tra l'altro, di famiglia, i protagonisti di questa vicenda. Quando i vicini avvertono la signora Rachel che sua figlia Yael, una volta varcata la porta di casa, indossa un lungo abito nero che le copre integralmente il corpo, lei non ci crede. I vicini glielo ripetono 1, 2, 3 volte fino a che la mamma, Rachel, non si decide a frugare nella camera di Yael. Scopre sotto il letto l'inimmaginabile per una famiglia di religione ebraica. 2 jilbab, uno marrone e uno blu oltremare, e un niqab, un velo integrale nero. Tra gli abiti spunta un tappeto da preghiera arrotolato, al cui interno Rachel scopre la presenza di una serie di libri dai titoli fortemente evocativi: La purificazione, Le angosce dell'ultimo giorno, Il viaggio verso l'eternità, i segni precursori della fine del mondo. La signora Rachel non vuol crederci, rifiuta per 3 giorni di riferire quello che ha scoperto al marito, senza immaginare che quest'ultimo, il marito, sospettasse già da molto tempo che qualcosa di grave stesse accadendo alla figlia, Yael. Da ormai troppi Shabbat, il sabato sacro degli ebrei, si rifiutava di bere vino e di recitare la preghiera, sedendosi barcollante sul bordo della sedia con lo sguardo perso nel vuoto. Una ragazza che frequenta il liceo. Al liceo, il più prestigioso di Parigi, era passata da 18 a 2 di media in qualche settimana e si era deciso, il padre a sua volta, a rovistare nei cassetti e negli armadi della camera della figlia. È lì che, nascosto tra gli appunti di matematica, ha addirittura trovato un piano di attacco terroristico elaborato dalla ragazza Yael. Il bersaglio era una boutique di lusso della famiglia sugli Champs-Élysées. L'ennesima storia agghiacciante, racconta Libero stamani in edicola, proveniente da una Francia sempre più scossa da una realtà, quella dello jihadismo autoctono, cioè nato in Francia, che sembra sfuggita di mano e che mostra come sempre più adolescenti di ogni estrazione sociale, di ogni ambiente culturale e di ogni confessione religiosa si lascino sedurre e inghiottire dagli abissi dell'Islam radicale. L'antropologa Dunia Buzar, appunto, fondatrice del Centro di Prevenzione contro le derive settarie legate all'Islam, ha racchiuso all'interno del suo libro 100 di queste storie, che da mesi peraltro si leggono quotidianamente sulla stampa francese. Storie di giovani, a volte giovanissimi, indottrinati in rete all'odio verso l'Occidente e reclutati dai circuiti della Jihad, della guerra santa islamica, tramite i social network, giovani che decidono di abbandonare famiglia, amici e scuola e non di rado partire per combattere la guerra santa in Siria. Ma anche storie di genitori disperati e consumati dagli interrogativi sul perché i loro figli abbiano potuto prendere quella via, madri e padri impotenti come Sophie e Philippe, incapaci di dare una risposta alla partenza della figlia quindicenne Adele. Quando leggerete queste righe sarò in un posto lontano, sarò nella terra promessa, nel Levante, perché è lì che devo morire per andare in paradiso. Questo è l'ultimo messaggio che Sophie e Philippe hanno trovato tra le pagine del libro preferito dalla figlia. Dopodiché più nulla, nessuna traccia di Adele. Su Facebook la ragazza si era scelta uno pseudonimo musulmano per farsi accettare dalla comunità dei jihadisti, Uma Hawa, cioè Eva in arabo.
Nel suo profilo si mostrava col niqab, il velo integrale, e collezionava centinaia di foto dei bambini uccisi da Assad col gas nervino e delle famiglie palestinesi morte tra le rovine. Chattava con i fratelli e le sorelle con le quali, si legge nei messaggi, condivideva una responsabilità, scriveva, nei confronti dell'universo. Come Sophie e Philippe, anche Nathalie e Bernard non riescono a darsi pace della scomparsa improvvisa della figlia, anche questa femmina, 16enne, Celia. Anche lei, confessano i due genitori all'autrice del libro, l'antropologa Dunia Busar, anche lei è stata scelta. Sami Meriem, giovane madre, si batte invece quotidianamente per recuperare la figlia di 23 mesi sequestrata dal marito, che è partito in Siria per fare il jihad. Asia, quindicenne, originaria di Villefontaine, è stata fermata appena in tempo alla stazione di Marsiglia, dove era pronta a imbarcarsi anche lei per la Siria. Disobbedite ai vostri genitori perché non credono in Allah. Venite qui e troverete il paradiso, ripetono i reclutatori. E invece, conclude Libero, trovano solo l'inferno. Mentre, a proposito di Islam, c'è una notizia che riguarda invece un comune alle porte di Milano, Pioltello, dove la sindaca Cristina Carrer del centrodestra, amministra insieme a Forza Italia e Lega, ha sfidato gli islamici: niente preghiere perché c'è la festa della birra, negati gli spazi per la festa del sacrificio, definito un rito crudele, e i musulmani hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Meglio un bicchiere di birra che vedere un animale sgozzato per celebrare la festa del sacrificio. La Eid al-Kebir deve averla pensata così, lo racconta sempre Libero ma in cronaca di Milano oggi, deve averla pensata così la sindaca di Pioltello, Cristina Carrer, che ha vietato lo svolgimento a Pioltello, siamo a pochi chilometri da Milano, del tradizionale evento islamico della festa del sacrificio, appunto, che si è svolto in buona parte d'Italia lo scorso 4 ottobre. Abbiamo immediatamente detto no alla richiesta dell'associazione La Fratellanza, spiega la sindaca di Pioltello. Voleva l'utilizzo dell'area per allestire una manifestazione a carattere religioso, ma la stessa zona era già stata data in gestione alla Proloco per la festa della birra, che si è svolta dal 3 al 5 ottobre. Tra le altre cose, iniziativa patrocinata anche dal comune di Pioltello. La sindaca smorza in maniera secca ogni polemica nei confronti di chi la accusa di essere poco attenta ai bisogni di tutti, di essere anti-islamica e razzista, ma gli islamici non l'hanno digerita e sono pronti a un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. I 3.000 cittadini, non sono pochi, della comunità islamica di Pioltello hanno dato mandato all'avvocato Luca Bauccio, noto per le sue cause a favore dei diritti umani, di depositare al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia un ricorso contro l'amministrazione comunale. Abbiamo presentato la richiesta per l'area della festa a febbraio, la risposta del comune è arrivata il 19 settembre, dice l'avvocato. È un atteggiamento discriminatorio. La Eid al-Kebir, conosciuta anche come festa del sacrificio, è uno dei momenti importanti per i musulmani. Ricorda il profeta Abramo pronto a sacrificare il figlio a Dio. In tempi moderni il figlio è stato sostituito con un animale che viene sgozzato, in genere un agnello. La piccola cittadina di Pioltello, alle porte di Milano, si è rifiutata di far svolgere questo appuntamento, uniformandosi a quanto già fanno peraltro Svizzera, Polonia e Danimarca, che hanno totalmente vietato questo macello in luoghi pubblici. Il vice sindaco ha incontrato a più riprese gli organizzatori, dice la sindaca di Pioltello, Cristina Carrer. L'assegnazione dell'area è a discrezione dell'amministrazione comunale e non risulta alcun obbligo a concederla a questa o altre iniziative o a una particolare associazione. Nei giorni scorsi, inoltre, l'associazione animalista Equality ha svolto un'inchiesta per far comprendere come tutto ciò sia molto crudele e ha avviato una petizione sul sito macelli.info per chiedere al Parlamento di adeguarsi al resto dei paesi europei, spiegando che già diverse nazioni hanno deciso di agire in questo senso, vietando la festa del sacrificio musulmana, la festa della Eid al-Kebir con lo sgozzamento in genere di agnelli. Già diverse nazioni, in primis Svizzera, Polonia e Danimarca, hanno deciso di proibire questa festa e, lontano dal fatto di essere un'azione anti-islamica, non si può che obbedire al senso di protezione nei confronti di esseri viventi indifesi. In passato a Pioltello, ci racconta ancora Libero, pare che fosse stato siglato un accordo tra amministratori comunali e comunità musulmana
per concedere lo spazio e far svolgere il momento di festa e preghiera. Questo perché in zona sembra esserci una forte presenza della comunità islamica. Brahms, in questo caso interpretate dal pianista catalano Josep Colom. Ma a proposito di Lombardia, abbiamo citato il comune di Pioltello, brevemente, poi passiamo all'altro argomento del giorno. A proposito di Lombardia, dicevamo, c'è il rischio che la Lombardia si veda tagliato $500 milioni con la legge di stabilità, che prevede 3 miliardi di tagli alle regioni. I tagli vengono distribuiti in proporzione alla consistenza delle regioni. La Lombardia paga il 16%. Potrebbe valere dunque fino a $500 milioni la stangata del governo Renzi sulla Lombardia. Se le cifre circolate in queste ore a proposito dei 3 miliardi di euro di tagli che la finanziaria, la legge di stabilità, mette in conto alle regioni si rivelassero corrette, il salasso per la Lombardia, o meglio per i cittadini lombardi, potrebbe arrivare a 480 milioni di euro. Lo sottolinea oggi il quotidiano Libero, in cronaca lombarda, con le parole di Massimo Garavaglia, assessore leghista all'economia, alla crescita e alla semplificazione della giunta Maroni. Siamo ancora in alto mare, dice Garavaglia, ma è chiaro che se i tagli fossero lineari, la Lombardia dovrà contribuire per il 16%, che significa circa $500 milioni. Per poi capire cosa accadrà esattamente, bisognerà vedere se parliamo di tagli alla sanità o ad altri settori. Il governo, insomma, rischia di scippare 500 milioni ai lombardi. Cambiando invece completamente argomento, va segnalato oggi il reportage di Alberto Stabile per Repubblica da quella città che sembra praticamente ignorata, rimossa, trascurata, dannata anche nella memoria collettiva occidentale, nostra compresa, perché non se ne parla un granché, a eccezione di questo reportage oggi su Repubblica, è la città di Kobane, dove i combattenti curdi stanno combattendo praticamente da soli contro l'avanzata dello Stato islamico, che tutti ci descrivono meglio dotato di armi, oltretutto rispetto ai combattenti curdi. Tra i profughi curdi scappati da Kobane non siamo ricchi, nessuno ci aiuta, è il titolo del reportage messo oggi in pagina da Repubblica. Al confine tra Turchia e Siria si intravede il fumo di una sanguinosa battaglia. Non ci arrendiamo, ma siamo soli, dicono i curdi. Ieri i funerali di 22 combattenti, fra i quali anche una giovane donna. Dopo una giornata in cui sembrava che i bombardamenti americani, quelli dei droni, degli aerei senza pilota, avessero danneggiato gli jihadisti dello Stato islamico,
L'armata del califfato è stata invece capace di contrattaccare ieri e di prendere il controllo di un terzo della città di Kobane. Notizie pessime, scrive l'inviato di Repubblica Alberto Stabile, notizie che però non piegano il coraggio di Ibrahim, il traduttore curdo che mi accompagna in questo viaggio. Kobane, dice Ibrahim, sarà la nostra Stalingrado. E però non tutti la pensano come lui, anzi un certo scoramento, racconta l'inviato di Repubblica, serpeggia fra gli spettatori di questa battaglia. Una sorta di fatalismo misto alla sfiducia nei confronti della comunità internazionale e a un'aperta acrimonia verso la Turchia, il finto protettore accusato di doppiezza che osserva il dramma della città di Kobane senza muovere un dito, al punto da smarcarsi la Turchia perfino dagli Stati Uniti e dalla coalizione. Ha dichiarato ieri apertamente il ministro degli esteri, Cavusoglu, che non è realistico aspettarsi che la Turchia conduca un'operazione di terra da sola. Agli occhi dei curdi è la riprova che la Turchia aiuta quelli dello Stato islamico. In segno di lutto, di protesta e di solidarietà con la città di Kobane, i negozi di Suruç, al confine turco-siriano, sono quasi tutti chiusi, racconta Alberto Stabile per Repubblica. Posti di blocco dell'esercito turco scandagliano passaporti e carte di identità, decidendo, a insindacabile giudizio dei militari, chi può raggiungere il confine e chi no. Siamo sul primo gradino che porta all'altopiano del Kurdistan turco, quello che per i governanti di Ankara è e deve restare Anatolia sud-orientale. Terra contesa, teatro di una lunga sanguinosa guerriglia mossa dal PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, considerato dalla Turchia e dagli Stati Uniti organizzazione terroristica, guidato da Abdullah Öcalan. E qui si capisce, racconta l'inviato di Repubblica, come la nascita di un'entità autonoma o semi-autonoma come quella di Kobane agli inizi della guerra civile siriana abbia fatto temere ai governanti turchi la possibilità di una saldatura fra le due comunità, quella siriana appunto e quella turca del PKK. Tuttavia, nonostante i controlli, la strada che porta verso il confine con la Siria è un continuo via vai di persone, poche in macchina, molte a piedi, di ogni genere e di tutte le età. Si direbbe che stessero andando a una manifestazione contadina se non fosse che nell'aria echeggiano i suoni di battaglia, un pentagramma che i curdi hanno imparato a decifrare. Questo tonfo secco è un mortaio, questo boato invece è una bomba degli alleati. I pennacchi di fumo piegati dal vento non sono tutti uguali. Se il fumo è nero, vuol dire che sono stati quelli dello Stato islamico a provocarlo, incendiando taniche di nafta o di copertoni, per nascondersi agli aerei della coalizione. Se il fumo è bianco, significa invece che sono stati colpiti, dice Maya, ex studentessa curda naturalmente di architettura all'Università di Aleppo, da 3 settimane rifugiata in Turchia. Un coro insistente, come di slogan gridati con rabbia, copre la colonna sonora della battaglia. In un fazzoletto di terra, a ridosso di Ziarad, una borgata di Suruç, al confine con la Siria, sono state scavate 22 fosse, ciascuna col suo perimetro di pietre levigate. Sono le tombe che accoglieranno 22 combattenti curdi di Kobane morti nelle ultime 24 ore negli ospedali della zona. Ad accompagnarli una folla in cui spiccano alcuni giovani con il volto coperto da sciarpe colorate e le bandiere dei vari partiti curdi. Fra i morti c'è anche una donna, la cui cassa di legno grezzo viene portata a spalla da altre donne. Tutto avviene molto in fretta. Le bare ondeggiano sopra i cortei, vengono poggiate a terra e scoperte. I corpi avvolti nei sudari sono adagiati nelle buche in direzione della Mecca. Poi un gruppo di uomini fa mulinare le pale per smuovere quanta più terra possibile. Farman Sheikh aveva soltanto 25 anni. L'ho portato ieri da Kobane, dice il padre. Ahmad Sheikh, un uomo sui 50 anni, faccia tesa e immobile, come una maschera di legno, gli occhi gonfi e arrossati, osserva: Farman era stato ferito alla testa durante gli scontri vicino alla stazione di polizia. Sono andato io a prenderlo per portarlo in ospedale, ma al posto di frontiera di Murshid Pinar i soldati turchi ci hanno fatto aspettare 4 ore. Ho 10 figli e 3 sono a Kobane, dice l'uomo.
Daushan, Mishanter, Atmanak sono i villaggi che incoronano Kobane. Sono pieni di rifugiati in ansia per la sorte della città, in breve per il loro stesso destino. Da una fattoria di Atmanak si vede il sole brillare sui parabrezza delle macchine che la gente di Kobane ha dovuto abbandonare vicino al posto di frontiera per passare a piedi. Ora non si possono più avvicinare. I blindati dell'esercito turco fanno barriera. Al tramonto cominciano a tirar fuori i cannoni ad acqua e i lacrimogeni. Mahmoud sfoga la sua frustrazione litigando con altri profughi. Tutti quelli che sono fuggiti da Kobane sono traditori, grida, senza considerare che lui non è diverso dagli altri. Sulla via del ritorno, conclude l'inviato di Repubblica Alberto Stabile, incontro Abdul Rahman Muslim, uno dei maggiorenti della comunità curda, operatore umanitario e fratello di Salah Muslim, il presidente del partito dell'Unione Democratica del Kurdistan, il PID, le cui unità di autodifesa, IPD in sigla, hanno finora impedito la caduta di Kobane. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dice l'uomo, senza mezzi termini, alludendo all'Europa e all'Occidente. Se avessimo 2 raffinerie, tutto il mondo occidentale sarebbe qui ad aiutarci. Non le abbiamo e sfortunatamente il mondo occidentale, che ha pianificato il nostro destino, pensa soltanto al denaro. E così si conclude il reportage di Alberto Stabile per Repubblica dal confine tra Turchia e Siria. Ascoltiamo adesso un altro pezzo, un altro brano delle 7 fantasie, opera 116 di Johannes Brahms, per concludere, interpretate da Josep Colom, pianista catalano. E intanto buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio, buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca. Non c'è aggiornamento particolare che mi risulti dalla prima pagina dell'agenzia ANSA su Genova, dove tra la notte e la mattina, con timori anche per la giornata di oggi, è andato in scena l'ennesimo disastro con l'esondazione di torrenti e per ora un morto e una sequela di polemiche che sono ancora più forti di quelle relative alle ultime esondazioni e agli ultimi episodi terribili del 2011. Si avrà modo di parlarne. Intanto, appunto, buon ascolto a tutti e comunque buona fine di settimana.